Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te perché siamo come te. Ed eccoci, ben ritrovati, seconda parte di Cronache Trevigiane. Ci siamo spostati nel veneziano. Siamo a Mirano per la festa del radicchio e dei sapori della tradizione. Beh, la tradizione di sicuro la sentite, sono i fioi del filò. Per parlare invece di radicchio ho Roberto Gallorini. Ciao Roberto, presidente della Proloco di Mirano, che per 13 anni ha allestito e continua ad organizzare questa festa in piazza. Tantissimi tra l'altro gli espositori presenti. Sì, sono una quarantina gli espositori presenti, tutte dal nostro territorio, ed è una cosa che ci fa molto piacere. Ecco, questa festa è inserita all'interno del calendario Fiori d'inverno perché anche Venezia ha la sua degnissima produzione di radicchio rosso di Treviso e oggi l'abbiamo visto esposto ma anche allestito in mostra artistica. Sì, i nostri produttori fanno a gara per esporre nel modo migliore il prodotto, anche per dimostrare che non è una verdura una cosa così banale, ma è un prodotto, è quasi un'opera d'arte. Proprio il fiore d'inverno possiamo dire è un'opera d'arte. C'è uno stand gastronomico che funziona, ma non solo, avete deciso di mettere anche i sapori della tradizione. So che ci sono i vini del Brenta DOC ad esempio. Sì, queste manifestazioni servono a promuovere il nostro territorio e i nostri prodotti di eccellenza. Quindi in questo caso il radicchio rosso di Treviso, ma anche i vini DOC della Riviera del Brenta, con la cantina di Noale che è qui presente in piazza per far degustare questi prodotti. Ecco, spazio anche alla solidarietà, so. Certo, perché noi come sempre nelle nostre manifestazioni l'associazione A Tavola sul Cardo, 10 ristoratori del Miranese organizzati assieme promuovono il prodotto. Quest'anno dall'8 al 24 di gennaio promuovono il radicchio con un menù particolare a base di radicchio ed oggi saranno in piazza a fare assaggiare i loro prodotti e le offerte verranno poi devolute in beneficenza all'associazione La Colonna Lesioni Multiple Spinali. Ecco Roberto, prima di lasciarci, altri appuntamenti che ci aspettano in futuro con gli amici della Proloco di Mirano? Un grande appuntamento sarà il 25 aprile con Fiori a Mirano, poi i Zoghi di quando Gerimo Putei alla fine di maggio e poi ci sarà la Fiera di San Matteo e poi il premio Castelletto della canzone italiana e poi il 13 e il 14 di novembre è il Zogo dell'Oca in piazza con la Fiera dell'Oca. Celeberrimo Zogo dell'Oca. Allora Roberto, in bocca al lupo a te, ai tuoi volontari, un buon lavoro. Noi sulle note dei fioi del filò vi lanciamo al prossimo servizio di Cronache Trevigiane. Intanto andiamo alla ricerca di Roberto Masetto, presidente dell'Umpli di Venezia. Da giorni le pagine dei quotidiani locali trattano un fatto spiacevole quanto incredibile. Convinta che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, la redazione di Cronache Trevigiane ha deciso di dar voce alla foresta e lo fa raccontandovi una storia importante con l'aiuto di alcuni amici, un imprenditore vitivinicolo di successo e l'Associazione Italiana Persone Down. Da 5 anni Giorgio Cecchetto ha dato vita nella sua azienda ad un interessante progetto denominato il Raboso della Solidarietà, partendo da un concetto molto semplice. Nel periodo della vendemmia è importante ritrovare lo spirito di un tempo, quello che univa le persone e le loro storie nei filari della campagna veneta. Con l'Associazione Italiana Persone Down della Marca Trevigiana, dal 2004 è realizzato il Raboso della Solidarietà. Ragazzi come Tiziano, Erika, Martina, Federica, Mattia, Enrico e tanti altri ogni autunno si ritrovano tra le vigne del Piave a raccogliere l'uva. Ogni anno tra loro, stivali e forbici alla mano, c'è anche il ministro Luca Zaia. Nei mesi successivi i ragazzi lavorano alla vinificazione e all'immagine del prodotto, presentando al padiglione veneto del Vinitaly il Raboso da loro prodotto, con le esclusive etichette ideate e realizzate dai ragazzi stessi. E quest'anno il progetto ha fatto un passo in più.
A dicembre, il Presidente della Repubblica Napolitano e la moglie Clio hanno ricevuto al Quirinale i ragazzi dell'associazione e i loro genitori, che con l'occasione hanno donato alla coppia il raboso del Piave. Inutile dire che il vino è stato apprezzato, perché oltre ad essere buono, è solidale. Complimenti ragazzi e complimenti a quanti nel territorio sanno immaginare nuove opportunità. È proprio il caso di chiudere con il celebre "E vissero felici e contenti". Ed eccoci qui, sempre dalla piazza di Mirano, sempre festa del radicchio e dei sapori della tradizione, con noi il presidente dell'Umpli di Venezia, Roberto Masetto, un volto amico di cronache trevigiane, un volto che ci parlerà di questa 10ª tappa all'interno di 12 eventi con i fiori dell'inverno, trevigiano e veneziano a questo punto. Sì, ci troviamo a Mirano in questa bellissima piazza per questo 10° appuntamento. È un appuntamento che le Pro Loco curano in modo particolare perché sono convinte della necessità di promuovere questo prodotto al di là degli ambiti territoriali, soprattutto per le caratteristiche che questo prodotto offre. Noi siamo convinti della necessità che tutti i produttori si iscrivino al consorzio per la promozione dell'IGP. Questo è fondamentale, non tanto per il nostro territorio, che ovviamente tutti lo conoscono il nostro prodotto, ma per quando ci presentiamo all'estero. Poc'anzi abbiamo incontrato dei importatori americani e che ci chiedevano appunto di come entrare in contatto anche con questo tipo di manifestazioni da portare a Filadelfia. E quindi questo è un compito nostro perché noi siamo sul territorio, conosciamo il territorio e chi meglio di noi può promuovere questo prodotto con le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro sapere e i sapori. Ecco, sapere e sapori, le Pro Loco sono evolute con questa filosofia. Un tempo, ci ricordiamo, erano prevalentemente comitati festeggiamenti, si organizzava la sagra di paese e adesso invece si dà sempre più spazio al prodotto tipico, il prodotto di qualità legato alla tradizione. Se non ci fossero le Pro Loco bisognerebbe inventarli, perché io credo che comunque le amministrazioni comunali non siano in grado di gestire manifestazioni a questo livello a costo zero, perché i volontari delle Pro Loco lavorano gratuitamente tutto il tempo dell'anno, 365 giorni l'anno, per promuovere la tradizione, la cultura, i prodotti tipici ai quali ci teniamo, anche perché è un bene, è un plus valore che noi diamo al nostro territorio e per cui senza le Pro Loco non si potrebbe fare. Le Pro Loco però sono cresciute giustamente, la qualità delle manifestazioni prodotte, meno manifestazioni ma di grande qualità perché interessano non solo il territorio ma vediamo anche televisioni a livello nazionale che si preoccupano di venire o comunque si interessano a venire nel nostro territorio per riprendere e trasmettere poi a livello nazionale queste grandi manifestazioni. Grazie al presidente Masetto per essere stato con noi. Noi ci vediamo un altro servizio, l'ultimo di cronache trevigiane e poi tornate per le conclusioni dalla bellissima piazza di Mirano.